Al Nicola Bonanno dell'Annunziata alla Messana di mister Salvo D'Urso, reduce dalla sconfitta sul campo del Belpasso, ospite Real Biancavilla, che nell'ultima gara ha pareggiato 1-1 tra le mura amiche contro la Catane Soccer. In classifica le due squadre sono separate da appena due lunghezze e la Messana occupa la settima posizione con 6 punti, mentre il Real Biancavilla insegue dietro, rendendo questa sfida un vero e proprio scontro diretto per muovere la graduatoria. La formazione della Messana per affrontare il match con Falcone, Aloisi, Rigano, Tripoli, Caruso, Fazio, Mantarro, Mutto e Cerri. Possiamo partire allora con il film del primo tempo con l'immagine a cura di Antonio Raffa. Passano 9 minuti, la Messana è subito pericolosa con Caruso che mette a disposizione di Mutto, salta il diretto avversario per vie centrali, va alla conclusione raso terra, il pallone bloccato dal portiere. Al 12° ancora Messana, stavolta è Cerri che arma la conclusione, il pallone finisce abbondantemente largo. Siamo al 18°, i giallorossi continuano a spingere, c'è una rimessa laterale da parte degli avversari che viene intercettata da Rigano, il pallone di testa su Sapienza, il numero 9 appoggia per Cerri che di prima intenzione batte Falcone e fa 1-0. Bella la rete della Messana, pressione e ripartenza. 21° Caruso controlla e salta di netto dell'erba, prova il sinistro da Froi, grande intervento di Russo che gli dice di no. Arriviamo al 21° dall'angolo che segue, infatti arriva il colpo di testa di Anastasi che però termina sul fondo. Un altro minuto, un'altra occasione della Messana, punizione di Cerri respinta da Russo. Poi al 27° i giallorossi spingono a sinistra, Sapienza riesce a proteggere bene la sfera, entra in area di rigore con la stezzata, cerca un complicato tiro che finisce alto. Al 30° il Biancavilla in avanti, un timido tentativo con Liotta che dalla distanza impegna così Falcone in due tempi. L'ultima occasione della frazione ancora della Messana al 35°, infatti punizione clamorosa di Mutto, il pallone entra in rete ma il direttore di gara viene ingannato da un buco nella rete scioccante, non viene convalidato questo gol, si resta sull'1-0 a fine primo tempo. La Messana vince grazie alla rete di Cerri. Partiamo con il film della ripresa. 45°, Cerri a sinistra in area di rigore riesce a trovare lo spazio giusto per scaricare su Caruso, conclusione che però termina sull'esterno. Al 46° entra Quartarone per Aloisi, poi al 47° la Messana sembra chiudere il discorso, punizione di Mutto, incornata Ierigano che trova l'angolino alla destra di Russo e fa 2-0, si mette in discesa la partita per i padroni di casa quando entra Luca per Cerri. Poi al 49° il Biancavilla, Liotta va a scambiare con Buà, restituisce il pallone al compagno, si defila dalla sinistra, va a calciare, risponde sempre Falcone che vuole tenere la porta inviolata, esce Tripoli, entra Morabido, esce Anastasi, entra Bagnato. 66°, pallone allontanato verso Privitera, ci riprova il Biancavilla, di testa trova San Giorgio il quale sfodera un gran destro che Falcone riesce a respingere, entra la macchia per Caruso, entra Mologna per Mantarro, tocca a Costa per l'83°, la Messana cerca il tris con Luca che ubriaca tutti a destra, entra in area, scarica forte, respinge Russo, finisce così la partita. Al Nicola Bonanno nell'Annunziata e vittoria per la Messana che vince 2-0 con le reti di Rigano e Cerri. Amici di Wisport, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.